All'improvviso, quell'austera stanza di quell'antico appartamento, sede del nostro partito, è piena di riferimenti politici, una su tutte la bandiera rossa ben in vista, con impresso quel sole nascente che tanto ci faceva sperare nel futuro, e in primo piano un libro aperto con l'immagine incrociata di una falce con un martello. Fu animata da un'allegra presenza femminile che non avevamo mai visto prima. La legge continua, la presenza femminile si concretizza. Il tragitto fino al campo sportivo della cittadina in collina trascorsi pensando a Roberta. I suoi capelli lisci e neri a caschetto che le coprivano appena le orecchie sembravano fatti apposta per il suo viso, di forma ovale, un ovale che avevo già visto nei libri di scuola che raffiguravano le Madonne trecentesche. Gli occhi con un taglio allungato, sottile, leggermente a mandorla, di colore marrone, esprimevano un che di esotico, piacevole, che però contrastava con l'idea che io avevo delle continentali. La carnagione, al contrario di quella chiara che caratterizzava le donne del nord, era tendente all'olivastro. Il libro di Nino Anastasi. Io inizio dal punto di vista stilistico, perché lui attinge senz'altro al laboratorio neorealista, nel senso che manifesta una netta attitudine al vero. Infatti il libro è autobiografico, non solo è autobiografico, ma lui mantiene inalterato il nome del protagonista, cioè proprio il protagonista si chiama Nino. Per quanto riguarda il contesto, ovvero la cittadina in cui si svolge la storia, Barcellona, Pozzo di Gotto, da Barcellona viene solo accorciata in Barlona, quindi in realtà l'attitudine al vero è proprio netta, insomma. Per quanto riguarda lo stile, è fluido, scorrevole, di impatto immediato, semplice ma non semplicistico, ed è molto privo di artifici semantici, per cui arriva direttamente al lettore. L'opera di Nino Anastasi è un meraviglioso spaccato sulla nostra incapacità, a quell'età, di accettarci per quello che siamo, nella paura di non essere all'altezza della situazione e dunque sulla faticosissima e sovente vana ricerca di quegli espedienti che dovrebbero improvvisamente trasformarci in vincenti. Un meccanismo apparentemente inutile e deleterio, che paradossalmente raggiunge invece il suo scopo proprio quando fallisce, nell'attimo esatto in cui ci si lascia andare alla propria natura e ci si abbandona alla forza dei sentimenti. Qui ogni volta a me è difficile spiegare perché nasce, perché c'è un forte impatto emotivo. Io 2 anni fa ho perso mia mamma, la quale ha conservato per 41 anni un mio diario adolescenziale, e nel ripulire casa, quando poi abbiamo venduto la casa dove mia mamma alloggiava, dormiva, stava, insomma, viveva, abbiamo trovato questo diario. In questo diario ho trovato 6 pagine che riportavano qualcosa di questa storia, e allora quando l'ho visto ho deciso che quella storia sarebbe dovuta diventare un libro, e di botto ne ho scritto la base. Dopodiché poi con calma, piano piano, insomma, l'ho corretto, l'ho ricorretto